Noi abbiamo ereditato una situazione in cui Trapani incrementava sempre di più delle perdite di anno per anno e con la gestione ombra e con questo governo siamo riusciti a invertire la rotta. Aumentano le entrate, vi è un pareggio di bilancio, siamo intervenuti per la ricapitalizzazione. Adesso nella logica del governo di incentivare la spinta sui piccoli aeroporti e quindi pagare noi come regione a posto dei vettori la tassa comunale di 6,50 € per passeggero, questo investimento sta dando grandi frutti perché le compagnie guardano a questi aeroporti con interesse perché pagano meno, costa meno atterrare e decollare. E questi frutti danno luogo naturalmente a un'espansione di piccoli aeroporti come quello di Trapani, dove abbiamo visto, è di proprietà della regione, abbiamo stanziato 6,5 milioni di FSC proprio per la riqualificazione. È evidente che anche Trapani è destinato ad essere privatizzato, per ora adesso di piena proprietà della regione, ma tutto al momento opportuno sarà fatto perché chiaramente anche questo aeroporto è destinato a seguire, almeno fin quando sono Presidente della Regione io, una linea politica che dà ai privati efficienti che siano in grado di garantire la gestione e anche i loro interessi, essere dato a coloro i quali possano gestirlo al meglio, garantendo sempre di più maggiori servizi, raggiungendo i loro obiettivi commerciali, finanziari, ma nello stesso tempo il benessere dei cittadini.